Cari amici, ben ritrovati, 53esima mostra del Valdobbiadene di OCG di Guia, appena inaugurata, e abbiamo preso al volo il presidente della Proloco, Andrea Canello. Ben ritrovato Andrea, è un piacere averti qui con noi anche quest'anno, si riparte alla grande. Sì, innanzitutto grazie a voi, grazie Luigi per essere qui questa sera. Si riparte alla grande, sì, con la 53esima mostra del Valdobbiadene di OCG. Sarà una mostra con diverse novità. La prima novità sarà che la mostra non si ferma a questi 15 giorni di calendario, ma continuerà con delle serate dedicate per tutta l'estate fino a fine luglio. La mostra prevederà alcuni appuntamenti collegati naturalmente alla degustazione del Valdobbiadene di OCG. Ci sarà il famoso spiedo della Pedemontana, ci saranno delle passeggiate lungo i vigneti, ci sarà una serata molto importante di degustazione in lingua inglese e questo sostanzialmente, insomma, no? Quindi... Oltre ad aprire ogni giorno appunto per degustare il Valdobbiadene abbinato ai nostri prodotti tipici che sono i bistaccati, i formaggi. Se dobbiamo snocciolare un po' di numeri, quali sono i numeri di questa edizione? Beh guarda, la nostra mostra, che comunque è una mostra piccolina e prevede la partecipazione solo delle aziende che producono nel territorio di Guia, e prevede la partecipazione di 40 produttori con una 80 vini in mescita nelle diverse tipologie, sempre di Valdobbiadene di OCG naturalmente. Parlavi anche di un ricco programma, quindi sicuramente un doveroso grazie a tutti i volontari che ti stanno accanto. Beh guarda, il grazie è veramente grande perché c'è un bel gruppo e vedere questi giovani soprattutto che si dedicano così con passione e dedicano del tempo alla promozione del proprio paese, dei propri prodotti tipici è una bellissima soddisfazione e proprio è da fare un grazie fortissimo proprio a tutti questi volontari che ci danno una mano, che sono tanti e sono sempre presenti e disponibili. Andrea, prima di fare il brindisi di inaugurazione anche noi alla 53esima edizione qui a Guia, ti lascio la telecamera, invita tutti i telespettatori a venire a trovare durante la mostra, ma anche durante tutto l'anno, perché Guia, ricordiamo, è all'interno della core zone, del sito UNESCO, quindi meritate di essere visitati. Certo, guarda, appunto l'invito, grazie Luigi per l'occasione che mi dai, l'invito proprio a quello che al di là di questo periodo di mostra noi invitiamo proprio tutte le persone che hanno piacere di farlo, di venire nella nostra zona tutto il periodo dell'anno per assaggiare i nostri vini, ma soprattutto per vedere dove si produce il Valdobbiadene di OCG. Queste colline che qualcuno definisce eroiche ci permettono di fare un prosecco, o meglio ancora un Valdobbiadene di OCG diverso magari da altre zone dove con caratteristiche diverse non si raggiungono quei livelli di qualità che le colline sanno esprimere. Quindi Andrea, adesso andiamo al lato enologico della manifestazione e facciamo un brindisi anche noi alla 53esima edizione. Volentieri. Andrea, evviva e auguri per tutto. Grazie.